Il simulacro della Madonna Dorata di Licata ha assunto nuovi colori. È una solennità molto suggestiva e popolare per Licata. Nel giorno in cui c'è stata la ricorrenza si è celebrata la Santa Messa a porte chiuse nel santuario di Sant'Agostino alle ore 10. Si è approfittato della situazione difficoltosa anche per dare un restauro alla statua della Santissima Vergine. La Madonna assume dunque i vecchi colori di cui rivestiva tantissimi anni fa. È molto emozionante e straordinario per tanti devoti rivedere l'immagine della Vergine come lo era da tanto tempo fa. Angelo Vincenti, ex vice sindaco e componente della confraternita della Dolorata, ha espresso ringraziamenti ai vari artefici per aver contribuito a questa restaurazione. Un'immagine straordinariamente bella, commenta Vincenti, ed è emozionante rivederla così come nel passato. Anche l'espressione del viso è ritornata a essere quella di un tempo, compassionevole e amorevole. Tutto questo è stato possibile grazie all'interessamento e all'impegno di tanti, a iniziare dalla confraternita della Maria Santissima Dolorata che ha finanziato totalmente i lavori di restauro dopo una lunga serie di adempimenti dove il governatore Francesco Cosentino, insieme a tutto il direttivo sollecitato dall'Assemblea dei Confrati, ha lavorato incessantemente da diversi mesi. Un grazie per l'attenzione dimostrata a Don Giuseppe Pontillo e alla dottoressa Domenica Brancato dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiali di Agrigento.